Ecco qui, vi stavamo dicendo di questo nucleo speciale dei Vigili del Fuoco con un tipo di formazione altamente specializzata per intervenire in circostanze che nessuno di noi si augurerebbe mai e che però insomma bisogna essere pronti ad affrontare, come potrebbe essere per esempio un attacco terroristico, una situazione di pericolo nucleare, ma anche un pericolo chimico che potrebbe essere anche semplicemente un'autobotte che si rovescia lungo una strada. Ecco, noi il vice dirigente dei Vigili del Fuoco di Venezia, Francesco Pilo, buongiorno. Buongiorno e grazie di essere intervenuto. Oggi abbiamo ringraziato varie volte i Vigili del Fuoco che si sono resi disponibili a fare un po' di training insieme a noi, in questo caso anche per rassicurarci rispetto a tante situazioni che si potrebbero verificare. Voi da molto tempo vi state invece preparando, esercitando su un argomento che in questo momento è di grandissima attualità, cioè il pericolo del terrorismo. Come ci si può preparare ad una situazione del genere? Dunque, il nostro nucleo, che è un nucleo che ha una competenza territoriale estesa a livello nazionale, diciamo, quindi opera all'interno del Veneto, ma opera anche a livello nazionale. E addirittura, diciamo, da qualche anno siamo anche, diciamo, tra virgolette, patentati per operare a livello europeo, perché siamo all'interno del meccanismo di soccorso europeo. È un nucleo che, diciamo, si è specializzato, diciamo, nel tempo nella gestione del rischio chimico. Diciamo che dal 2001, diciamo 2000-2001, quando ci sono stati gli attacchi in America, diciamo, le Torri Gemelle, sì. Diciamo, il nostro nucleo si è, diciamo, in qualche modo anche organizzato per rispondere a degli attacchi legati al terrorismo. Quindi, diciamo, fondamentalmente... C'era stato un momento terrificante in cui l'antrace era il pericolo principale, ricordo, subito dopo. Sì, assolutamente. Quindi, diciamo, sono attacchi terroristici che fondamentalmente hanno due tipi di problemi. Uno è un problema della gestione, diciamo, della popolazione, quindi, diciamo, il soccorso alla popolazione. Naturalmente in contemporanea c'è un problema di riconoscimento del tipo di sostanza, diciamo, che è intervenuta, che diciamo, è stata in qualche modo potenzialmente l'elemento dell'attacco e quindi, diciamo, trovare anche i rimedi, quindi, diciamo, in collaborazione anche naturalmente con quello che è il soccorso sanitario, ovviamente. No? Come è composta questa unità e come vengono scelte le persone, i Vigili del Fuoco che ne fanno parte? Dunque, questa unità è composta da una serie di persone, diciamo, abbastanza variegata. Naturalmente ci sono delle persone che si occupano del soccorso, ci sono dei laboratori, quindi, diciamo, ci sono anche delle persone che hanno delle competenze specifiche nel laboratorio chimico, nel laboratorio biologico. Abbiamo anche un settore che si occupa di problemi legati a emergenze nucleari, quindi con problemi appunto di radioprotezione di questo tipo qua. E naturalmente tutta una serie di persone che invece sono in grado di gestire anche probabilmente, diciamo, scenari nel quale sono coinvolte molte persone della popolazione. Perché uno dei problemi più grossi è proprio quello, cioè nel caso di eventi terroristici che coinvolgano molte persone, come riuscire a gestirle. Diciamo che in questi casi normalmente, diciamo, vengono stabilite delle aree, diciamo, particolarmente critiche nel quale l'accesso si cerca di limitarlo e poi ci sono delle aree, diciamo, meno critiche nel quale il passaggio dall'area più critica a quella meno critica avviene secondo delle procedure che sono essenzialmente legate a procedure di decontaminazione, quindi sistemi di decontaminazione che permettono di decontaminare molte persone. Questo lo facciamo anche in collaborazione con il soccorso, il 118, diciamo, un soccorso pubblico sanitario. Ecco. Qui sono standard operativi che per fortuna non avete ancora mai testato, credo. Diciamo, sono stati testati naturalmente in una serie lunghissima di esercitazioni che sono state fatte ovviamente a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo. Diciamo, tutto questo meccanismo è stato testato più di una volta. Meno male, quando io sento dire testato a livello europeo mi si apre un po' il cuore, perché tante volte vediamo questa Europa un po' lontana, no? Come se fosse, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, invece sia per la protezione civile, sia adesso lei sta dicendo per questa forma di collaborazione, esiste una forza che si sta creando. C'è un meccanismo europeo, diciamo, che permette di coinvolgere insieme tutti questi nuclei specializzati per poterli far lavorare, tra virgolette, insieme.
Quindi l'obiettivo è quello, diciamo, di definire dei nuclei che sono, diciamo, all'interno delle varie ambiti nazionali e in caso di emergenza, quindi di un paese che chiede, diciamo, soccorso per eventi naturalmente macro, diciamo, per macro interventi. Come potrebbe essere stata l'esplosione in Giappone nucleare, per esempio. Assolutamente, ma questo è già successo più di una volta, nel quale, diciamo, questi nuclei intervengano e ognuno, diciamo, porta il suo contributo per riuscire a gestire eventi molto, molto importanti. Ecco. E naturalmente ogni anno, anche più di una volta all'anno, vengono fatte queste esercitazioni nei vari paesi europei dove vengono provate un po', diciamo, queste cose. Naturalmente anche lì vengono dati poi dei voti, dei punteggi, per cui si sa anche, diciamo, su cosa migliorare. E in questo momento è cambiato qualcosa da dopo Parigi? Cioè la vostra attività si è intensificata? La nostra attività, diciamo, non era, diciamo, particolarmente, cioè non ha subito, diciamo, delle particolari differenze. L'attività veniva fatta prima di Parigi e viene continuata a fare anche dopo Parigi. È chiaro che, voglio dire, quando ci sono poi degli interventi particolarmente così importanti, tra virgolette, si cerca di fare si rispolvera, tra virgolette, la formazione, soprattutto si cerca di migliorare, riunire, diciamo, anche tutti i vari sistemi nazionali che possano collaborare, diciamo, poi alla gestione di un intervento di quel tipo lì. Quindi, diciamo, tra virgolette, viene fatto un refresh, diciamo. Assolutamente, ma immagino. Però, diciamo, è già normale che venga fatta durante il corso dell'anno, ecco, quindi, diciamo, una cosa normale, ecco. Allora, dicevamo che la vostra è un tipo di unità molto particolare che è attrezzata per questi pericoli, ma è attrezzata anche per tutto quello che attiene ai pericoli chimici. Quindi, essendo a Venezia, nella zona ridosso di Porto Marghera, tante volte poi abbiamo sentito ci sono le sirene a Porto Marghera in caso di allarme, per esempio. Lei ricordava, noi interveniamo in tutta Italia, in realtà noi vi conosciamo soprattutto per gli interventi che fate ovviamente da queste parti. Da questo punto di vista invece che tipo di azione fate e come vi preparate? Ma, diciamo, su questo campo, diciamo, fortunatamente, diciamo, dal punto di vista pratico le aziende sono molto migliorate, per cui il numero di interventi in attività critiche, che sono l'attività a rischio di incidente rilevante, che sono quelle, diciamo, che poi potenzialmente possono causare incidenti, diciamo, come quello che lei ricordava, diciamo, sono diminuiti ultimamente. Forse un po', purtroppo, è diminuito anche il numero di aziende che sono di questo tipo qua, purtroppo è calata. Però, diciamo, anche la formazione è diminuita. Una cosa che è abbastanza cresciuta negli ultimi anni è stato il problema del trasporto di merci pericolose. Quello è stato un elemento che ha caratterizzato gli ultimi 5-6 anni, quindi il trasporto di merci pericolose sia via strada che via ferrovia che via nave, no? Dove sono successi più di un evento critico, diciamo, sul quale, diciamo, effettivamente ci sono parecchi elementi da migliorare. Comunque anche sulla parte industriale, diciamo, abbiamo fatto abbastanza interventi ultimamente. Ecco, diciamo che rispetto a prima, diciamo, la magnitudo, cioè la dimensione dell'evento, effettivamente negli ultimi anni fortunatamente è un po' calata. Diciamo che speriamo che sia un segno della prevenzione. Un trend che continua, esatto, ci auguriamo assolutamente da questo punto di vista, mentre credo che quello che diceva lei, il fatto del trasporto di materiali pericolosi, sia effettivamente un tema di grande attualità, anche perché appunto oltretutto arriva ormai merce da tutto il mondo sostanzialmente, quindi non sappiamo spesso cosa arriva e qual è il rischio collegato a certi tipi di trasporto, quindi penso che la prima cosa sia capire il tipo di pericolo a cui si va incontro. Assolutamente, sì, la problematica legata al trasporto, noi abbiamo un nucleo specializzato che fa normalmente recupero di queste sostanze, quindi è in grado di gestire eventi tipo rovesciamento di cisterne, rovesciamento di ferro cisterne, che, diciamo, effettivamente non è una cosa molto facile, specialmente se consideriamo che, diciamo, sono incidenti che avvengano all'esterno di uno stabilimento, quindi avvengano, diciamo, su un'area dove effettivamente ci possono essere delle persone, ci possono essere tante situazioni promiscue, mentre invece un incidente che viene all'interno di uno stabilimento, diciamo, è molto, tra virgolette, è potenzialmente più semplice da gestire perché è già uno stabilimento che è già attrezzato per poter gestire delle emergenze, mentre fuori invece la cosa è più, diciamo, se invece più ad incendiarsi è qualcosa che
che è pericoloso, voi intervenite? Sì, assolutamente. L'intervento che facciamo noi essenzialmente è un intervento di, naturalmente l'intervento dei Vigili del Fuoco è quello di riuscire a controllare la zona dove proviene l'incendio, ma poi facciamo anche un intervento insieme all'ARPA di gestione dei problemi delle ricadute di questi fumi. No? Sì, i fumi per quanto riguarda l'aria, le falde. Assolutamente, in caso di incendio diciamo fondamentalmente uno dei problemi più grossi è proprio il rilascio di questi fumi, perché naturalmente i fumi... che questa è una cosa a cui la popolazione è sempre più sensibile, qualsiasi sia il tipo di incendio, ovviamente la prima cosa è che si chiede è di sapere appunto cosa circola nell'aria. Assolutamente. Che tante volte si dice, ma ci dicono di stare tranquilli, ma magari non è proprio così, perché anche un semplice fuoco fa della diossina, questo lo sappiamo tutti, insomma. Più grande il fuoco, più il pericolo sembra grande. Assolutamente, diciamo, sono questi eventi, diciamo, noi possiamo contrastare, diciamo, fondamentalmente con un po' di analisi in aria, ovviamente, diciamo, quindi abbiamo un laboratorio chimico che insieme a quelli dell'ARPA permette di fare un'analisi magari iniziale subito dopo l'intervento, poi magari un'analisi, diciamo, a posteriori, magari sulle ricadute sul terreno. Ma la cosa molto importante che bisogna cercare di fare è fare della prevenzione, quindi fare, diciamo, laddove ci sono degli stabilimenti, diciamo, particolarmente critici che in caso di incendio o di altri eventi possono generare dei rilasci verso l'esterno, bisogna, diciamo, insistere molto su quell'applicazione di piani di emergenza che devono essere attivati in tempi brevi e che permettono alla popolazione che sta intorno, dove potenzialmente ci può essere la ricaduta di certe sostanze. Mi ricordo la De Longhi a Treviso, fu un caso molto particolare in cui ci fu questo incendio allucinante e con una colonna di fumo che si vedeva fino a Padova, per cui era altissima e lì l'allarme fu, la gestione era particolarmente complessa. Complessa perché naturalmente, diciamo, il fumo va a coinvolgere una quantità di persone, diciamo, molto grande, quindi, diciamo, o ci sono a monte dei piani di emergenza, diciamo, strutturati che permettono alle persone di avere un riparo al chiuso, di stare in casa, di tenere le finestre chiuse, quindi le persone sanno già un po' come gestire, magari in collaborazione, non senza il magari, diciamo, in collaborazione con i comuni, con, diciamo, quello che... Comunque diciamo che è buona norma nei pressi di un incendio chiudere le finestre, assolutamente. Diceva il comandante all'inizio della puntata, lei forse non ha seguito che già se c'è un piccolo incendio in casa la buona norma è chiudere la porta e circoscrivere, quindi a maggior ragione. Specialmente laddove l'incendio, diciamo, non è un incendio di appartamento, ma è un incendio che avviene magari da un'attività industriale, dove ovviamente, diciamo, le sostanze che possono essere coinvolte possono essere ben peggiori di quelle che possono esserci all'interno di un'abitazione. Ecco, poi noi parliamo sempre dell'intervento nell'emergenza dei Vigili del Fuoco, ma credo che una gran parte del vostro lavoro sia collegata al post-intervento, cioè il post non è meno importante, è assolutamente rilevante, perché spesso questi tipi di situazioni lasciano a terra e al suolo una situazione che ha necessità di bonifiche anche considerevoli. Assolutamente, noi normalmente siamo impiegati insieme, diciamo che l'attività principale è ovviamente quella dell'emergenza, ma anche la fase di post-emergenza ci vede impiegati spesso, diciamo, perché le operazioni di bonifica devono essere seguite, normalmente poi vengono seguite normalmente tavoli tecnici nel quale, diciamo, noi normalmente siamo coinvolti. Diciamo. Un esempio per tutti è uno smantellamento dell'impianto, ad esempio un impianto di Porto Marghera, c'è in corso degli smantellamenti di impianti che producevano il PVC, e questi smantellamenti sono abbastanza complicati e anche abbastanza lunghi e vengono seguiti normalmente da squadre del comando. Tra l'altro purtroppo ce ne stiamo occupando anche noi in cronaca, perché la parte delle bonifiche di Porto Marghera ha visto anche situazioni di lungaggini che non finiscono mai, e quindi per non parlare poi magari di zone dove magari c'erano depositi di rifiuti, che è un'altra, diciamo, un altro elemento molto particolare, diciamo, che ci ha coinvolto parecchio. E credo anche perché ce ne sono tanti dalle nostre parti di aziende proprio che si occupano anche di smaltimento di rifiuti o fanno deposito di rifiuti. Io ho visto più di qualche volta che qualche incidente accade. Assolutamente, diciamo, sono molto da attenzionare questi tipi di impianti, ecco, perché hanno dato delle criticità ultimamente, oltre ad essere anche aumentati come numero. Ma questo perché? Perché è aumentato il numero, secondo lei? È aumentato il numero e perché normalmente è peggiorata anche la gestione. Si sono combinati questi due fattori. Sicuramente è aumentato il numero e poi è peggiorata la gestione, e diciamo che fondamentalmente sono degli impianti dove diciamo, la legalità è abbastanza al limite spesso, ecco.
come potete bene immaginare. Quindi bisognerebbe arrivare con più controlli prima. Assolutamente, assolutamente, che sono fondamentali, ma spesso anche i controlli se non vengono fatti con una certa frequenza, non soltanto all'inizio, poi aziende che magari partono bene spesso finiscano in situazioni che non sono le migliori, ecco. E chi va a fare questi controlli? Siete voi o ci sono delle unità specializzate? Allora, normalmente queste attività di controllo vengono fatte da una serie di persone, di enti fondamentalmente. Possiamo pensare ai carabinieri, possiamo pensare a un'ARPA, possiamo pensare anche a un mix di tutti, perché questi gruppi di lavoro spesso ci sono. Per cui, però un occhio esperto magari vede subito dove sono le criticità. Esatto, esattamente, è proprio per quello che di solito vengono fatti dei gruppi di lavoro per cercare di coinvolgere in maniera tale da individuare subito i punti critici. Se lei dovesse dare un quadro della situazione attuale, dei rischi che secondo lei andrebbero presi un po' più in considerazione anche da parte dei comuni, della pianificazione del controllo territoriale, che cosa direbbe? Ma questo ultimo problema qua, legato agli impianti di trattamento di rifiuti, chiamiamoli così, in generale è un punto sicuramente critico. Anche perché sono impianti che, per una serie di coincidenze, chiamiamole così, e le attività di controllo che venivano fatte erano sempre state abbastanza limitate. Siccome ora questo numero qui è cresciuto e anche la gestione probabilmente ultimamente ha subito anche, io credo, è un po' peggiorata la gestione di queste cose qua, volendo, sia è una cosa voluta, non voluta, esatto. Magari ci sono meno disponibilità, questo è sicuramente cerca di gestire in maniera diversa. Un posto dove si possono accumulare tante sostanze, particolarmente critiche, con sistemi della sicurezza talvolta abbastanza latenti, poco funzionanti, va bene? E anche con un'esperienza da parte del gestore spesso non ottimale, che in certi casi può generare delle criticità notevoli, anche perché poi, su un'attività a rischio di incidenti rilevanti, dove ci sono delle normative molto stringenti, ad esempio c'è tutto un problema legato all'urbanistica che c'è tra queste aree dove c'è la fabbrica e tutto quello che è il circondario della fabbrica. Assolutamente, spesso sono anche situazioni abitative, tra l'altro. Sì, esatto, però in un caso è normata, invece nell'altro caso questa cosa qua non è normata, quindi in un caso sappiamo che esiste una struttura esterna, invece su altre attività queste cose qui non ci sono, per cui effettivamente sono un po' critiche, ecco. Parliamo anche di tutte le discariche che ci sono abusive in giro per il nostro paese e ne spuntano sempre ed è assolutamente una cosa da tenere monitorata. Un altro elemento, ad esempio ultimamente, l'anno scorso sono stati fatti dei controlli specifici, ad esempio sui distributori di gas. Abbiamo avuto degli incidenti abbastanza importanti sui distributori di gas per autotrazione. E quindi è stata fatta le autostazioni, esattamente, sì. Quindi è stata fatta una campagna mirata per andare a controllare questi tecnicamente, come erano fatti, soprattutto come venivano gestiti questo tipo di impianto che ha dato dei problemi. Anche questi impianti qui sono abbastanza critici perché fondamentalmente l'impianto è abbastanza semplice, ma la gestione non è spesso tanto facile, ecco, per cui sono stati anche lì è stata fatta una campagna specifica per andare a controllare questo tipo di e anche a formare queste persone che magari appunto trovano impiego in una pompa di benzina, certo, in questo caso di metano, però magari non hanno una formazione adeguata a gestirla, e il che solo a dirlo mette abbastanza appunto i brividi, perché possiamo pensare quale possa essere l'effetto finale. Certo, anche noi quando parliamo con i vigili del fuoco sappiamo che non possiamo neanche nominarla la parola coraggio, perché c'è uno se no non fa neanche il vigile del fuoco, voglio dire, sono ultra coraggiosi, in particolare io vi tolgo tanto di cappello per l'attività che fate voi, sempre a contatto con situazioni materiali e anche con l'incognita, che è altrettanto pericolosa, che vedersi un incendio davanti fa paura, ma vedersi di fronte a una cosa che potrebbe danneggiarti senza saperlo, insomma, certo, ovviamente. Altrettanto. Io ringrazio il direttore Francesco Pilo di essere stato con noi assieme a tutti gli altri colleghi
colleghi del comando di Padova. Speriamo di avervi dato delle indicazioni utili e speriamo di vederla sempre qui, non magari in una situazione altamente esplosiva come appunto si potrebbe immaginare. Grazie anche per averci rassicurato anche in questo ambito. Comunque, buona giornata a tutti quelli che ci hanno seguito, ci vediamo come sempre domani. Arrivederci.